Per la 24esima giornata del campionato di seconda categoria, girone C, al campo Italo Ferrando di Genova, il Voltri 87 di mister Di Fede ha il primo match point per conquistare con 2 giornate d'anticipo il titolo del suo girone e il conseguente accesso al campionato di prima categoria. Per farlo ha a disposizione 2 risultati utili su 3, ma dovrà vedersela con il Don Bosco di mister Ariotti, che ha ormai conquistato la matematica permanenza in seconda e vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi. Arbitra l'incontro il signor Lanciaprima della sezione di Genova. La voglia del Voltri di chiudere il prima possibile il campionato è tanta e si fa sentire già dopo 10 minuti. Alvarez sbaglia il controllo sul passaggio di De Bay, Ossutono si fa sfuggire l'occasione, recupera palla e fredda Bellanova, portando subito il risultato sullo 0-1. Al quarto d'ora doppia azione ospite, prima va Capitan Fraietta che vince un contrasto e ci prova così dalla distanza, ma viene chiuso da Bellanova. Poi Ossuto crossa, Tenca appoggia per Tamai che col destro impegna così in tuffo il numero 1 Granata. Il forcing iniziale dei biancoblù dà i suoi frutti alla mezz'ora, quando Longo filtra per Fumanti che viene atterrato da Agosti. Il direttore di gara ben posizionato assegna la massima punizione. Dagli 11 metri si presenta Tenca che calcia centrale e mette solo momentaneamente in cassaforte il risultato. Infatti 2 minuti più tardi alla prima occasione il Don Bosco accorcia le distanze. Berri fa partire da fermo un tiro cross insidioso che manda in confusione Romani che anticipa l'uscita di Grillo e dal via la rimonta Granata. Sul finale del primo tempo ancora Voltri con Rittore che calcia dal limite stampando il pallone sul palo. Squadra a riposo sul parziale di 1-2. Nella ripresa altra azione da Moiola e altro rigore assegnato. Perez entra in area, punta Fumanti, lo salta ma c'è contatto e va giù. Rivediamo il tutto. Dal dischetto si presenta mezza salma che spiazza Grillo e pareggia i conti. Al 62esimo il Don Bosco si rimbocca le maniche, completata la rimonta non si accontenta. Ribalta completamente il risultato con questo splendido tiro di Berri che si insacca a fil di palo. Rivediamo il gran gol della doppietta del classe 2006. Al 71esimo spingono ancora forti Granata con Pignatelli che calcia di poco alto questa punizione. Al 75esimo questo contrasto Tenca-Pignatelli viene giudicato regolare dal direttore di gara, contrasto che noi rivediamo grazie alle nostre immagini. L'improvviso svantaggio ha fatto tremare i ragazzi di mister Di Fede che dal 75esimo in poi si sono riversati in avanti tentando il tutto per evitare il rinvio della festa promozione. Al 75esimo Campanella da posizione defilata ci prova col mancino, ma Bellanova con la manona mette in angolo. All'88esimo nuove proteste ospiti per questo contatto in area tra Alvarez e Adamo, giudicato regolare dal direttore di gara. Ma le favole hanno sempre un lieto fine e quello targato Voltri si chiama Adamo, che al 93esimo colpisce così di testa spiazzando Bellanova e regalando il punto mancante a completare la splendida annata bianco-blu. Don Bosco Voltri termina dunque sul risultato pirotecnico di 3-3. Il Voltri 87 può festeggiare la vittoria del campionato con 2 giornate d'anticipo e la promozione in prima categoria che ormai mancava da 7 lunghissimi anni.